Gino. Il famoso guardia calcio. Se non sbaglio l'ha ammesso la Corte, no? Bruni Gino. Antonio, me lo giri verso di me, per bene. Buongiorno a lei. Ecco, signor Bruni, venga pure, s'accomodi. Lo accompagni, Romano. Ecco, sieda pure, signor Bruni, si metta comodo. Senta, consente la ripresa televisiva? Cioè, autorizza la ripresa televisiva? Vuole essere ripreso alle telecamere o no? È un po' sordo? Sì. Che acconsente i televisori e la riprendano? Cominciamo male. Sì, le telecamere. No, io devo essere chiuso. Deve essere chiuso a metà, Va bene. Che dice allora? No, quindi nessuna ripresa. Senta, io cerco di parlare forte. Cerca di parlare forte lui. Il Presidente parla forte. Sì. Oh. Portiamolo vicino, sì. Portiamolo. Portatelo vicino a me. Venga. Sì, venga vicino, venga vicino. No, lo metta pure a sedere, perché se no... Senta, se le parlo così lei mi sente? Oh, benissimo. Ora però si metta a sedere, stia comodo. Ecco, mettete. Possiamo dargli un po' di cavo ancora? Oh, benissimo. Venga, è chiaro. Senta, lei è il signor Bruni Gino, Sì. nato dove? A Vecchio, In che data? il 22 di febbraio 1909. 22 febbraio 1909. Dove risiede, signor Bruni? Io di Camano. Risiede a Dicomano, benissimo. Senta, è in grado di leggere questa dichiarazione? Guardi un po'. Metta pure gli occhiali. Consapevole della responsabilità morale e giuridica. giuridica che assumo con la mia Deposizione. Deposizione. Mi impegno a dire tutta la verità Benissimo, e bene. a non nascondere nulla di quanto è a mia Conoscenza, benissimo, va bene così, va bene così. Senta, signor Bruni, il pubblico ministero e poi gli avvocati vogliono farle delle domande a cui lei deve rispondere e dire la verità. Sì. Ora, qui cercherò io di fare naturalmente da... Sì, Presidente, do notizia alla Corte e alle altre parti che il signor Bruni, esattamente la sera del 2 giugno scorso alle 22:15, si è presentato al comando stazione di Comano dei Carabinieri, dove ha reso spontaneamente una lunga deposizione nella quale erano presenti
alcuni ufficiali e sottufficiali dell'Arma, e sembra che abbia detto un sacco di cose senza alcun problema, lo hanno capito in molti. Quindi Sì, no, ma capire si capisce, ecco, è l'orecchio. spontaneamente, nessuno anzi alle 22:15 si è presentato lui, ora vedremo, ci spiegherà perché si è presentato, quello lo vedremo dopo, per Allora, dire che nessuno dà problemi di capirsi con questo signore. Comunque No, noi il problema è che non ci sente, Sì, solo sì. quello, capire capisce perfettamente, mi pare. Quindi, allora, signor pubblico ministero, ponga le domande, io cercherò di... Grazie Presidente, io volevo sapere innanzitutto qual è stata la professione del signor Bruni, che lavoro ha fatto, qual era il suo lavoro, se ora è pensionato, non so. Sente? Ah, No. Allora, dice, lei, ora è pensionato lei, sì. che professione faceva un tempo il pubblico ministero? Dice? Facevi il contadino? Facevo il contadino. In che periodo? Avvocato. Siccome no, sto chiedendo soltanto una cosa che credo, Prego. della quale credo di aver diritto. Io non conosco la dichiarazione resa dal signor Bruni. Nemmeno noi. Ma io ho diritto di averla per le eventuali contestazioni. Certo. Prego la cortesia del pubblico ministero di fornirmene copia. Eccole una copia. Grazie. La farei anche per le altre parti, se Grazie. andrebbe fatta una fotocopia di Benissimo. quella, se cortesemente qualcuno provvede. Allora, lei faceva il contadino. Sì. In che periodo, mi scusi, ha fatto il contadino? Ha fatto solo il contadino o qualche altra attività? Ha fatto solo il contadino o anche qualche altra attività? Fatto in guardia anche. Ha fatto anche il guardia. Dopo tornato dalla guerra mi hanno chiesto per fare la guardia. Alle dipendenze Zona di chi privata. faceva la Quindi guardia? prima della guerra faceva il contadino, dopo la guerra gli hanno chiesto di fare il guardia. Il guardia dove? Alle dipendenze di chi? Ecco, dove ha fatto il guardia? Alle dipendenze di chi? L'ho fatto a Riconi, nella fattoria di Riconi, Riconi? proprietario Masieri. Ha fatto il guardia nella fattoria di Riconi 25 anni. per 25 anni. Alle dipendenze di questa fattoria? Cioè lei era, Masieri? Masiero. quindi era dipendente di un privato e guardiacaccia volontario? Guardia caccia dipendente, ovviamente. Lo chiedo, chiedo perché in alcuni atti c'è Quindi scritto volontario. lei era alle dipendenze di questo Masiero anche come guardia? No, facevo anche il contadino, ma siccome mi obbligò di fare il guardiacaccia, Va bene. mi faceva fare il contadino e il guardiacaccia. E il guardiaccia. E questo però è previsto perché normalmente il guardia quando non in periodo fuori caccia fa l'operaio agricolo. In che periodo ha fatto il guardiacaccia? In che Fino periodo a ha fatto quando? il guardiacaccia? L'ho belle detto però. Fino a quando? Fino a quando ha fatto il guardiacaccia, signor? Fino, dunque, ho smesso nel 94. Quest'anno quindi? Sì. Fino a quest'anno. Fino a quest'anno ha fatto il guardiacaccia, ma è pensionato o ha fatto il guardiacaccia dipendente fino a quest'anno? Ce lo vuole spiegare? Io lo so, Presidente. Ascolti, ma lei ha fatto il guardia fino a quest'anno, ma non era pensionato? Sì, ero pensionato, ma io siccome ho avuto sempre passione di fare la guardia Passione volontaria, o è ero un'attività? Quindi faceva la guardia volontaria? volontaria. Ha visto era volontario. Che succede? Il microfono? Allora sistemiamoglielo. Ecco, così va bene. Benissimo. Come? Ah sì? Allora controordine ai compagni. Andava bene come era prima, non toccare niente. Signori, qui in questa Siamoci materia d'accordo. io li mettiamo più laterale forse. Ecco, proviamo così e poi mi sapete dire se va tutto bene. Va bene. Bene. Proseguiamo, signor pubblico Sì, ministero. certo. E quindi come datore di lavoro unico ha avuto questo proprietario della fattoria? Ecco, è così? lei come datore di lavoro, quindi, come padrone, ha avuto solo questo Masieri? Sì, Unico. Solo questo qua? sì, poi ho fatto la guardia volontaria. Sempre per questo Masieri? No, per la sezione, per una zona di ripopolamento. Ok. Non dipendente, non prendeva compenso per questa attività. Non veniva compensato dalla Mi sezione? rimborsava la benzina. Gli rimborsavano la benzina. Quindi gli unici datori di lavoro sono stati questo proprietario.
Lei ha avuto in passato una pensione di invalidità o ha solo quella di vecchiaia? Domanda il pubblico ministero, lei, oltre alla pensione di vecchiaia, aveva e ha anche una pensione di invalidità? No, sempre quella dei contadini. Dice Benissimo. solo quella di contadini. È mai stato alle dipendenze della società cooperativa Portabagagli di Firenze? Portabagagli di Firenze. È mai stato alle dipendenze della società cooperativa Portabagagli di Firenze? È stato il mio figliolo. Suo figlio. Senta una cosa, in questa sua attività di guardia caccia volontario ha mai posseduto armi? Quando faceva il guardia volontario o prima? Allora, prima quando faceva il guardia volontario. Senta, quando lei faceva il guardia, allora dividiamo, Certo, alle dipendenze del Masiero Masieri, Sì. lei c'aveva una pistola. Sì. Che pistola era, posso Grazie. dire? Sì, sì. 65. 7,65. Sì, poi dopo comprai il calibro 22. Dunque, la 7,65 era una beretta? Sì. Poi, successivamente, invece acquistò una calibro 22? Sì. In che periodo l'acquistò, in che periodo aveva l'altra e che fine ha fatto l'altra? Dunque, allora, andiamo con ordine. Quindi lei aveva prima una beretta calibro 7,65. Cosa fece poi di questa beretta? La diede via? No, dopo io l'ho consegnata alla Serma. Dopo quando? Io non La avevo- 7,65. E la calibro 22. Sì, no, ma quando, scusi, cominciamo, lei iniziò con questa beretta calibro 7,65. Sì, prima. Prima, poi che fece? Dopo il Masieri mi dette uno sbuffo sì, di andare via. È buono la zona, insomma, detto via Quindi anch'io. scartellarono la riserva? Si scartellarono, allora mi chiestono questi, come si dice? Della sezione cacciatori? Ecco, Di fare il guardia volontario? Sì, io guardia volontario andavo a fargli servizio. Benissimo. A me mi si è garbato, poi il guardia, e gli dissi sì. Ha fatto un bel mestiere. Allora, Le armi ci interessano. ritorniamo, ci vuole un po' di pazienza. Sì, sì, perché ma io- ha 85 anni. Presidente, Quindi, io capite, ci tutto vuole il molta tempo che lei pazienza. crede la Speriamo ringrazio che per arriviamo a la quest'età ringrazio per che altri abbia l'intermediazione. con noi. Dunque, senta. Quindi scartellarono questa riserva. Sì. Lei aveva sempre quella famosa beretta calibro 7,65? 7,65. Che cosa ne fece? Se lo ricorda. Dopo quando io ho smesso di fare la guardia volontaria, l'ho consegnata alla Serma. Allora quindi, scusi, lei quando tenne questa 7,65 comprò anche una calibro 22? Sì. La comprò lei? Sì. Quando la comprò, si ricorda? Dopo che era stato alle dipendenze del Masieri? Dopo è andato via dalla fattoria di Riconi, io ho comprato anche questa calibro. Questa calibro 22, che sarebbe una modello 70 poi sembra. Sì, insomma, vorrei proprio... Vabbè, questo tanto risulta dal... Ecco, lei si ricorda in che anno andò via dal Masieri per poi diventare guardia Negli volontario? anni di 70, il 69-70. Negli anni 69-70. Ecco, e questa pistola lei la comprò, come ha detto, perché il Masieri andando via gli diede una liquidazione, una buona uscita, Gli vedete, insomma, un po' di soldi, un po' di soldi e comprai questa 22. E comprò questa 22. Per fare la guardia volontaria. per fare la guardia Questo volontaria. scofeto. Ricorda l'anno, ha detto? 69-70 dice. Se serve alla Corte e alle parti, io ho la denuncia da lui fatta per la detenzione ai carabinieri di Dicomano di questa arma di cui dice con tanto di numero di matricola, è datata 13/10/1969. È un documento che offro alla Corte. Quindi si ricorda... Si ricorda molto bene, Bene. è questo che volevo dimostrare. Tenendo anche l'altra arma, è questo che ci ha detto. Che poi consegnò, lei poi, quando smise, consegnò entrambe le pistole? Quando smisi di fare Sì. la guardia, consegnata dalla Serma. Consegnata alla caserma. E quando? Che io non sapevo perché li fa. Sì, Tenendo in casa, si ricorda quando le consegnò? Tanto lo sappiamo, questo no. Comunque, Lo sappiamo lo ricorda fino a un grosso certo punto. modo quando, in che epoca consegnò queste armi?
No, io ci deve avere anche... Ha detto ha smesso l'anno scorso, ho capito male. Come distruzione di armi. Ho capito. Quindi l'anno scorso, quest'anno? Forse l'anno scorso, quest'anno, No, un po' più prima. prima. Vabbè, ora Non importa, io voglio chiedere al signor Bruni se ricorda se la sua pistola calibro 22 Beretta è stata controllata dai carabinieri nell'ambito delle indagini svolte e delle prove di sparo di cui ho fornito documentazione l'udienza scorsa e comunque in atti l'ho indicata, e se la sua pistola è stata data ai carabinieri per le prove di sparo. parliamo della 22, no? La 22, sì. Senta, signor Bruni, a proposito di questa calibro 22, lei ricorda se nell'ambito di quelle indagini che facevano per gli omicidi famosi, il cosiddetto mostro di Firenze, tra le altre pistole controllarono anche quella pistola sua? Sì. Ecco, come andò la faccenda? Ma a me mi riportando Ah, quindi vennero a che prendere, non c'era nulla di male. quindi i carabinieri vennero a prenderla, No, mi mandano nel portaio gliela e poi portarono. a suo tempo mi rimessano Ho capito. che non c'era nulla I carabinieri di Dicomano, no? I carabinieri di Dicomano? Sì, Era l'anno 82, se lo ricorda? Può essere che fosse il 1982? sì, quindi Senta, signor Bruni, lei conosce Pietro Pacciani? Conosce il Pacciani? sì, Come Lo mai lo conosce? Ecco, come mai lo conosce? Da quando? l'ho conosciuto quando sono stato là a fare la guardia, lui disse a potere lì, e io passavo con la macchina, passavo di lì, e ogni tanto lo trovavo sulla tassa, mi metteva a fare 3 parole, e poi... Dove questo, scusi? Dove siamo e in che epoca siamo? Ecco, in che epoca lei l'ha conosciuto e dove esattamente? In che zona eravate? San Martino Scopeto, San Martino Scopeto, in Mugello. In che epoca, pressappoco, lo ricorda quando? 69-70, 69-70. Lui abitava lì? Abitava lì il Pacciani? sì, facevo il contadino. Ha avuto dei rapporti di conoscenza o solo vi vedevate perché lei passava di lì? Oltre che a incontrarvi così occasionalmente, avevate anche dei rapporti di conoscenza, vi conoscevate, vi frequentavate? No, lui arrivava sulla tavola, a volte era lì, si metteva a parlare così. Ecco, ma non è che per esempio uscivate insieme, andavate a giocare a carte all'osteria, no? No. Ha avuto nessun motivo di contrasto con il signor Pacciani? Senta, ma con il Pacciani, lei ha mai avuto a che dire, contrasti? Sì. Ecco, Per quale motivo? perché? Se lo ricorda? Sì, allora questo Pacciani dicesse di andare a aiutare la madre del vice, e io sono andato. Poi dopo finito questo lui dice, io devo andare a Diamara a comprare un po' di ramato perché c'avevo 7-8-10 picchi. Cioè sta narrando un episodio particolare? Mi rispose e mi disse, se lo do io. E vabbè, se lo pagare a Diamara, lo pagare a te. E vabbè, dopo, il giorno dopo, incontrai il suo padrone e mi disse, non si accorge di nulla, Gino. Dico sì. Dio, mi manca una cesta. Ci si era preso il Pacciani e la stessa lì, a Fagiani. Una cesta di cosa? scusa? Una cesta? Una cesta per fare le catture della selvaggina. Ah, le catture della selvaggina, sì. Ce l'è lì, va. E ha detto, bene, c'era. Quindi, qualcuno le aveva preso questa cesta che serviva per catturare i fagiani? No, l'aveva presa lui. L'aveva? Il Pacciani mi ha portato via questa cesta, me lo Sì, disse, ho il capito. suo padrone. Qualcuno, e questo qualcuno era il Pacciani. Il suo padrone, allora io ho detto, a vedere, la c'era. La ripiglio e la porto il suo posto, io. Ora, ti disse io, è vero, domani là a pigliare questo, e andati il terzo giorno a pigliare
di questo ramato. A prendere? Non Il c'era. ramato. Non c'era a casa. Allora io sono andato. Quando arrivai a mezzo di questa salita della casa, eccolo. Se ero venuto a questo ramato, dico, Ma un c'eri. questo se lo Te lo darò, dice, con fare burbero. fece a tenuto 3 passi e mi disse, ho trovato 2 leprini. Io a me guarda, ci seguo. 2 refrini? Ho trovato 2 leprini? 2 leprotti, via. 2 leprotti. Sì, le fronte. Vivi o morti? E disse, lasci di fare, perché se tu li porti via dopo la mamma non li ritrova più, non possono sopravvivere. Certo. E dice, che messi fa, disse, che messi fa. Si viene a vedere. E guardate. E lei andò a vedere. Gli aveva messo una cesta così, ce l'era ripiegata, e l'era ripiegata così. E io gli disse, guarda, c'era mia mamma, dice, le ha rovesciato la cesta e le piedi sono andati via. Allora Quindi si fece vedere dove avrebbero dovuto essere questi leprini, sotto questa cesta, e invece non c'erano più. non c'era, l'ha fatto la finta. Allora io, Quindi lei capì che lo faceva per finta. sì, allora io guardo, Dio sa, non dentro qua, no? Fu così per guardare, si viene dentro la stanza, mi sente una falca, Sentì? col forcato, Un colpo in testa? qui, c'è pure semplicemente, In testa. Con cosa gliela diede questa volta? col forcato, Col forcato? col forcato. Col manico, spero. No, con il ferro? Con il ferro. In E testa? io andati giù, Alla tempia a qui alla sinistra. frente, qui. E io andati giù, per questi sensi. Quando fui giù, mi ha fatto qui il forcato. Qui ci devi morire, dice. Qui non si scappa. Cioè, tu devi morire qua. E io, per questi sensi, no, io non mi ammazzare, che ho fatto, non ho fatto nulla. Ah no, questo deve morire. Cioè, Tu devi morire già, ma poi, Perché mai? poi mica gliel'ha Cominciò fiancato a dire, questo. passa la pistola, Ma- passa la pistola. Ascolta, ma lei Passa la aveva la pistola? Non l'avevo, l'ho lasciata a casa. E lui mi invegava di posare la mia pistola. E non ce l'ho io, non ce l'ho. Allora con una mano mi teneva così il forcato puntava il corpo. E con quell'altro mi sastava. Per vedere se lei aveva la diceva la verità. E lì a quel momento allora io riflessi un po' i sensi, e poi gli fu uno scatto di capo in mano, Del forcato. quello di forcato. Ora così alla posta non passa. Io ti racconto la verità, tutta la verità. Meno male. Così non passa. Allora io feci, già, la dirità e la busta fuori. Gli addrizzò il manico e riuscì a sgattaiolare fuori. La butta fuori. E lì quando fu fuori lui tirava, io tiravo, lui tirava. E mi tirava sempre delle pedate, sì, tu, ma mi figliamo. Poi mi fece arrivare a Irene. Ai rene sinistro. Allora sono andato un'altra volta io. Con cosa lo prese il rene? Con Dopo cosa lo ripresi colpì? Un calcio. Con un calcio. Dopo li presi e mi dirittai al ciglio. E gli dissi io, dovete trovare felici, per dire non si denunzierò. Allora dice, lascialo a me. No, lascialo te. No, se tu lo lasci te, dice lo butto nell'osso. Allora io lo lasciai, Lasciare che cosa? il forcato. Forcato, perché era una specie di tira e molla. Sì. E lo butto nell'orso. E ci camminava su, così. Ma io non camminavo, perché per gli occhi di qui. Ma se tu avessi il coraggio di dire un zambi, se vai in galera, se sono la mattina, si ammazzo la mattina. E se sono la mattina, si ammazzo la sera. Allora, se torno la sera ti ammazzo la mattina e se torno la mattina ti ammazzo. Allora, a mezzo di questa salita c'era una cannella d'acqua, la lava finita, è tutto tanto. Io dissi, mi lavo a casa, vai a lavare se lo fa ammazzo io. Cosa, scusi, ho perso? Vai a lavarti, se no ti ammazzo qui. Allora io ho detto al telepano, mi disse, se qui sopra ci fossi 100 militari, in un quarto d'ora li ammazzo tutti. E mi disse, In un quarto Poi d'ora li io- ammazzo tutti. Se qui sopra ci fossero 100 militari, in un quarto d'ora li ammazzo tutti. a verbale mi sono dimenticato di qualcosina, io ne devo dire ora. Posso dire? Sentiamo. E mi disse, l'ultima parola, L'ultima parola. disse, tutta fortuna sono trovato voi. Se si trovavano in bosco,
io si faceva a pezzi e poi dentro il posto nero. Come disse, scusi, io non ho capito. Se ti trovavo nel bosco, Sì. ti facevo a A pezzi pezzi poi stava dentro il posto nero. e ti buttavo poi nel pozzo nero. Aveva già Vabbè. detto anche il giorno prima, mi sembra. L'abbiamo Vabbè. letto ieri. Senta, scusi, ma qual era il motivo perché Ecco, ce l'aveva no, così tanto con lei? Non Per l'abbiamo... via della cesta. Per via della cesta? Se la cesta gli aveva che io gli avevo Signor Bruni, riportato per via, carità. gli avevo riportato via la Signor cesta, Bruni le ci ha volevo promesso di fagioli. dire la verità. Signor Senta, Bruni. ma non le pare un po', dice il pubblico ministero, eccessivo? Perché lei gli aveva ripreso una cesta per catturare i fagiani. Sì, perché gli avevo ripreso questa cesta che mi aveva rubato. Bene, questo è appurato, ma non è che dice il pubblico ministero, credo, Sì, sì. non c'era mica dell'altro. Poi gli spiegherò perché, ora volevo ce lo dicesse lui anziché Cioè, contestare. non è che le imputava anche qualche cos'altro, forse anche di più personale, di più grave, il Pacciani a lei. Giustamente, ingiustamente, non so. Questo io... Le domando se lei lo sa, l'accusava anche di qualche cosa? ma lui io non mai detto nulla, io non ci ho riparlato più perché mi diceva voleva ammazzare. Signor Bruni, ci lei si pensi, ricorda, a con grande 84 anni precisione. deve dire la verità. Con grande precisione un sacco di particolari, un Anche sacco troppi, di minacce. anche troppi. Ma possibile che uno può essere irascibile, iracondo, eccetera, ma possibile che uno ce l'avesse così con lei fino a ridurla in quello stato? Perché davanti non mi sentiva in macchina, lui mi sulla strada si faceva le chiacchiere, da quel momento io ho da quel portato... momento no, ma dice il pubblico ministero, ma è sicuro che non l'accusaste anche di qualche cos'altro nei suoi confronti, di avergli fatto un torto e qua? Però no, proviamo in un altro. No, ma io... No, allora, Ma io- signor Bruni, Sì. per caso lei non è che nella sua attività di guardia caccia aveva trovato il Pacciani a cacciare e lui non era contento di questa questo? domanda non l'accetto, mi scusi. Non Presidente. l'accetti? Io No, la non faccio. l'accetto, non la può fare, non che non l'accetto, lei deve fare la domanda. Facciamo Punto, la basta. domanda. L'aveva mai trovato Pacciani a cacciare? A cacciare di Frodo l'aveva trovato in riserva il Pacciani? No. Mai? Aveva mai visto Pacciani con un fucile? La verità questa cosa, Sì, mai lo so. fatto. Con un fucile l'aveva mai visto? Tra No. le mani? No. Per lui no, ma io quella sera andavo via, andavo a Diomano a casa mia, lui la notte poteva fare il suo uomo, perché Lui la sera tornava a Dicomano e la notte... Beh, no, questo come mai, signor Bruni, fa questa distinzione? Che bisogno ce l'ha di dire, sembra dire se ce l'aveva quando io non lo vedevo, cosa vuol dire questa precisazione? Beh, lui dice così. E io volevo capire che ci spiegasse cosa La vuol sera dire. tornava a casa a Dicomano, dice lui, quindi... E quindi vuol dire che lei sapeva che cacciava di notte? Cosa vuol dire questo? Lo domando. Questo no. Lui Lo dice, domando. se poi lui Presidente, me lo fa domandare. aveva il fucile... no, Io le voglio traduco sapere, la voglio risposta. sapere come Ma- mai fa una ma- distinzione fra quando lui non c'era. Cosa lo spinge a fare questa distinzione? Dice quando io tornavo a Dicomano cosa vuol dire? No, questa domanda Bene, non, bene, no, questa non c'è mi può portare fuori... Non c'è problema. Non è una domanda troppo generica, vaga, può Sì, portare il per tempo. carità, stiamo parlando di Quindi, cose che non hanno interesse. Quello che lui ha detto è questo. Dice, Noi se ne poi prendiamo ce l'aveva atto. quando io non c'ero perché ero tornato a casa. Sì. Lei faceva servizio la notte in riserva qualche volta? No. No. era una guardia volontaria, non mi davano niente, quindi era anche la notte, va bene, c'avevo una gran passione. Io Senta, signor Bruni, lei per quelle ferite alla testa e se non ho capito male alle rene, si è curato o furono cose che passarono da sé in breve? Senta, lei per quelle ferite alla testa e per quella al rene guarì da sé o fu curato? Sono stato 26 giorni all'ospedale di Val di Severe. All'ospedale addirittura? Di Val di Sieve. E disse cosa era successo? Lei lo disse cosa le era successo? Ma io dici mai la verità, perché io per i omicidi e per con questo facciale diceva se io lo denunziavo mi ammazzava. Io anche in Val di Severe ero cascato, inciampato in una barba e ero caduto. Quindi gli disse che era inciampato in una palla, era caduto perché aveva una paura matta del Pacciani e l'aveva minacciato di uccidere. Io ho qui la cartella clinica della Val di Sieve con il referto in cui lui appunto dice caduta accidentale e
le offro alle parti e alla Corte, si parla proprio di trauma cranico e di lesione renale, un excursus piuttosto lungo e grave, sono proprio quelle ferite lì. Sono a disposizione, chiedo di produrle. Senta una cosa, e quindi lei non denunciò questo fatto perché, come erano andate le cose, perché aveva paura in quel momento? Quindi lei, dice il pubblico ministero, lo ha già detto veramente, non lo denunziò questo fatto, come erano andati i fatti, insomma, perché aveva paura? Non l'ho denunciato per la mia famiglia. Per la mia famiglia. Proprio qui volevo arrivare. Lei lui ce l'ha amata a quello che mi fece. Senta io una cosa, utilizzavo la signor mia roba, che la vorrebbe pensare. Signor Bruni, ma ai suoi familiari disse la verità o anche a loro disse che era cascato? Ai suoi familiari gliela disse la verità o gli disse... No, l'hanno saputo ora, Gliel'ha L'ho sempre detta detto ora? di noi io. Ora quando, signor Bruni? Quindi quando l'hanno saputo? Ora quando? Tutta la settimana. In questi giorni? Ho sempre detto di Signor noi. Bruni, la settimana scorsa Allora, sono venuti dei funzionari di polizia a chiederle queste cose, lei non le ha dette, come mai? Le ha dette solo spontaneamente 2 giorni fa. Cosa è successo in questa settimana Perché- che le ha fatto cambiare idea? Senta, una settimana fa, dice il pubblico ministero, sono venuti dei funzionari di polizia da lei, ma lei queste cose non gliele ha dette. Sì. Le ha dette solo 2 giorni fa. Come mai, dice il pubblico ministero, prima non le ha dette, si è deciso ora all'ultimo momento a dirle? Sì, sono venuti, ma siccome la signora Carioli, appena entrò in casa mia, Sì. la mi impostò della pistola. Se siete venuti a visto la pistola di Pacciani. Io, Sì, ma un attimo, andiamo Vai, a Sentiamo che dice. questa Vai, domanda visto- gliela vorrei fare io, se consentono questa domanda poi gliela vorrei fare io. Sentiamo quello che dice. Volevo sapere Vogliamo come- far parlare il test, signori? Volevo Se sentire. state zitti voi così, io La poi... domanda era innanzitutto come mai prima l'ha detto e poi prima non l'ha detto Allora- e ora poi l'ha detto. Questa è la domanda. Mi ricominci da capo, perché prima non l'ha detto e poi l'ha detto? Dice perché è venuta questa signora Carrioli la chiamano. sì, Che lei conosce? Quando è entrata a casa mia, mi ha detto subito che io avevo visto la pistola di Pacciani. Dunque, a che punto di io sbaglio, perché io non l'ho mai vista e non mai parlato con nessuno. E come mai però alla polizia non ha raccontato i fatti che ha raccontato ieri l'altro? Ecco, ma tutto questo non spiega... Non ha niente a che vedere con la pistola questo a fatto. parte la pistola, come mai lei prima non l'ha detto tutta la faccenda del litigio al Pacciani, il portone, Dei leprotti, insomma, i particolari leprotti, così. la cassetta rubata, eccetera, eccetera, e invece l'ha detto ora, 2 giorni fa. Perché prima tutta questa... No, io quando ho fatto il verbale l'ho detto. 2 giorni fa, non 2 una giorni fa. Il pubblico ministero dice che non l'ha raccontato subito una settimana C'è un fa. motivo? No, io. Sono Sì, decisioni lo sue, sapevano, voglio vedere se c'è un lo motivo. sapevano. Non l'ho saputo solamente quando è venuto, come si chiama? Che è venuto a interrogarmi, come si chiama? Chi è venuto a interrogarlo? Non lo so. Non lo so, sentiamo da lui, io non ne ho la più pallida idea. Poliziotti, gente della Sì, polizia. questo è il poliziotto. Insomma, comunque lei all'inizio non l'ha detto solo 2 giorni fa. Allora, lei l'ha mai imputato così, e io ero per dirgli la verità a lui, questo ho detto... A lui? Ma è una mezza verità così, Siccome non lei si capisce l'aveva- qual è quella vera. Con questa pistola io non l'ho vista per la mano. Allora quindi lei avrebbe mantenuto, diciamo, il silenzio su queste circostanze perché questa signora le avrebbe imputato, come dice lei, l'avrebbe accusato, non so, Accusato, d'aver insomma. visto La pistola del Pacciani, io gli dicevo tutto. che non è assolutamente vero, lei ha detto. Però perché non ha detto allora se è andato da lui qualche funzionario di polizia quello che si è deciso a dire la settimana dopo? Se la signora era già venuta, come dice lei, Ma dice, se la signora era già venuta a dirle queste cose del Pacciani, che l'avevano della pistola, impressionato, che motivo c'era e lei non dicesse alla polizia che era venuta queste cose che dice ora e ha detto 2 giorni fa? No. Io ero per sconfessare tutti i fatti di Pacciano che mi ha picchiato me. Certo. Siccome lei appena entra dentro e mi accusa che io ho visto la pistola di Pacciano, io gli ho visto la verità della Signor Bruni, ma la signora Carrioli
Venne dentro quando c'era la polizia? Sì. E come mai allora non le disse queste cose? Come mai ha messo una settimana a ripensare? Dice, siccome lei, signori, la logica di quest'uomo è questa, siccome lei entrò dentro, dice, quindi Bene. quando c'era la polizia L'avrà stava bussato, sentendo aspetta. lui, entra questo, cioè viene fatta entrare e dice tu Pacciani ci hai detto della pistola e via dicendo, a questo punto io mi sono irrigidito e non ho più parlato. Ecco, mi scusi Presidente, chi è Questa è la questa logica signora? Mi perdoni, per capire noi, perché Dovrebbe siamo essere la teste. un po' tardi. La signora Cairoli, quella che è venuta qui, Lui la chiama Carrioli, ma è Carrioli, Cairoli. ecco, è quella che non ha visto Certamente. nulla, è soltanto derelato anche lei, perché lei avrebbe sentito dal marito. Forse la conosce lei questa signora, facciamo prima. La conosce questa signora Cairoli? Ah, la conosce. La conosce. Senta una cosa, è una signora, una sua Quello che aveva coetanea. sentito era il marito, vi ricordate, no? Allora, signor Bruni, vediamo un'altra cosa. Il Pacciani, in un memoriale che ha inviato al dottor Banci nel corso delle indagini, al giudice del tribunale, dice, fra le tante cose, Scusi Presidente, chiesto chi l'ha fatto? Mi scusi. signor Pacciani, Ah, Pacciani, sì, sì. È un memoriale del è Pacciani in atti, mandato al GIP. è in atti. Cioè, sposai, fra le tante cose dice, sposai una donna semi-inferma di mente, ma credendola onesta, mi sbagliai, appena sposata incominciò a farmi le corna, era incinta, la sorpresi in un capanno del fieno, allora eravamo contadini a Vicchio di Mugello in frazione Badia a Bovino, era disteso nel fieno con un guardia boschi, certo Bruni di Vicomano, a lui gli diedi una palata nella schiena e gli rompei un rene, lei la perdonai. Lei per l'appunto è andato in ospedale perché gli hanno rotto un rene, lei ci dà una versione completamente diversa da quella che dà Pacciani di Ferrene. Senta, guardi però, dice il pubblico ministero, che il Pacciani dà una versione... Non avendo mai sentito quel che dice oggi lui, in epoca talmente lontana non c'era contrasto. dà una versione del tutto differente dei fatti, e cioè ammette, è vero che gli ha dato una palata, non parla di forcato, parla di pala, Gli rompei un e gli rene, rompei un rene, quindi ammette di avergli fatto questa grave. era proprio a frazione Badia a Bovino. E si trattava di un fatto avvenuto in frazione Badia a Bovino, dove lui stava. Lo stesso fatto, Presidente, il Pacciani lo contesta alla moglie in una lettera che gli è sequestrata e che è nata. È lo stesso identico. Andiamo Cioè, piano, se no. Pacciani lo dice due allora volte. dice, ma perché questo? Perché, dice, io sorpresi mia moglie, l'Angiolina, stia a sentire, stesa in un capanno assieme a un guardia, che poi sarebbe lei. Lui fa per scolparsi, ma tutto l'ho detto io è tutta verità. Scolparsi È tutta non l'ha verità. ancora detto. Perché non ho niente da pone Scolparsi dietro. è tutta verità. Lui fa Bisogna per vedere. scolparsi, però io a sua moglie mai parlato. Mai. Di cosa si deve scolpare il Pacciani? Ancora questa cosa non l'aveva detta a lei. Scolpare del fatto di avergli fatto così male. Nessuno ne ha mai parlato, se non ce ne parlava oggi lui, Io mi ho nessuno dato sapeva il di questo coltello. fatto, quindi non... Esisteva anche l'omicidio per causa d'onore nel Vabbè, 70, signori. Comunque, Io gli volevo... abbiamo contestato la versione del Pacciani, lui dice non è vero nulla, la verità è quella A me che ho questo detto- che ho detto interessava. io. Senta una cosa, l'ultima... Mai guarda, parlato io. Mai parlato con Mai l'Angiolina. Prego. L'ultima Perché io non domanda, sapevo cosa lei ne andava conosce la signora, gliel'abbiamo già chiesta ma vorrei andare nel particolare, conosce la signora Consigli Emanuela che convive con il signor Cairoli ma non è Cairoli? Senta, allora diciamo se conosce il Cairoli. Prima volevo signora, se è quella signora di cui ha parlato lui. Dunque, questa signora Cairoli chi sarebbe? Con chi sta? Con chi vive? Lui la conosce come Con- Consigli, no? Con Giampaolo. Con Giampaolo. Bene. Si chiama Giampaolo il Cairoli. Chi è questo signor Giampaolo? Come mai conosce un Giampaolo? Come mai lo conosce questo Giampaolo, signor Bruni? Lo conosco perché il suo babbo già conosciamo un podere lì, è una vendita, che io gli ho fatto 2 vigne al suo babbo. Quindi al babbo del Poi Giampaolo. dopo il babbo che è morto, ci hanno diviso, a lui gli è toccato là.
Quindi questo aveva una proprietà lì che gli Sì, derivava una dal proprietà padre, lì, io facendo lei gli ha fatto due vigne. vigne, dice, due Allora mi vigneti. diceva, guarda Bruni, fammi questo lavoretto, fammi che è stato una degna persona, bravissimo. Una bravissima persona questo Giampaolo. Lei andava per opera quindi lì quando No, lui io lo- passavo un'ora, 2 giorni, Ma- così, fui alla fare la guardia, per fargli piacere perché era tanto bravo. Una degnissima persona. Meno male. Bravissimo. era tanto bravo. Con questo signor Cairoli si è mai fermato a fare due chiacchiere o a parlare? Ci parlava lei con questo Cairoli? Ci disse- Con Giampaolo? Sì, Buongiorno e buonasera, passava di lì perché io c'ho una baracchina lì, in dietro. Una Il giorno baracchina. alle cioè. piove, io mi rifugio lì, passava per la strada, passava lì. Buongiorno Gino, buongiorno. E via. Si è mai fermato il signor Cairoli a questa baracchina un po' di più del buongiorno buonasera a fare qualche parola? dico, ma se lei lo conosceva e ci andava anche per opera, sia pure saltuariamente, dice il pubblico ministero, ma qualche volta a questa baracchina si sarà anche fermato a fare due parole, no? Oppure a fissare il lavoro, non lo A so. volte, una volta mi aiutò, me mandavamo sulla macchina, mi pigiò, e rifletti una messa in discesa e ripartì. Poi il piacere mi ha fatto quello lì. Poi io con lui mai parlato di sette fare. Mai parlato. Ma Ecco. Mai parlato. Mai parlato. Quindi io le faccio l'ulteriore domanda. Ha mai parlato lei nella baracchina, anziché col Cairoli, con qualche altra persona del Pacciani? senta, ma in quella baracchina, allora pubblico ministero, scusi, facciamo Sì, avanti. sì, prego. Si fermavano altre persone oltre Ma Cairoli, veniva cacciatori, il Cacciatori. presidente veniva a trovarmi, contadini, qualcuno, no, il presidente della sezione. il presidente della sezione cacciatori. Con I questi- cacciatori venivano a aiutarmi a mettere, fare un biotto per le altre Soprattutto cacciatori, il presidente. Con questi Ne ha cacciatori aiutato. o presidente, in tempi non molto lontani, cioè 2 o 3 anni fa, 2 anni fa, ha mai parlato così discorsi sul Pacciani, dopo che il Pacciani era, il suo Uscito. nome era venuto sui giornali? Senta, ma con queste persone con cui lei ovviamente qualche discorso ce lo faceva, no? Domanda il pubblico ministero, in tempi recenti, un paio d'anni fa per esempio, ha mai parlato del Pacciani quando il nome del Pacciani era sui giornali, sulle cronache, perché se ne parlava nell'ambito Sì. dell'inchiesta? Gli è mai venuto di mai parlare con parlato di questi queste qui? cose, mai. Mai. Anche così per fare due chiacchiere. Per fare due parole si fanno sempre, l'argomento del Sì, giorno. va bene, ma si parlava Del Pacciani mai, insomma, signor Bruni, nemmeno casualmente. Si parlava di? Di Pacciani, delle lepre, andava a fare una mangiata per far mangiare le lepre. Ma il Pacciani era un vostro ex concittadino, va sui giornali e non ne parlate. Pubblico ministero trova strano che essendo Molto strano. il Pacciani uno che voi avevate conosciuto, che ha abitato lì, eccetera, e che si trovava in quella situazione in cui tutti ne parlavano, voi non ne parlaste. No, mai parlato. Come mai era tabù Mai l'argomento? parlato, per me Come mai, signor parlavo tanto Bruni? delle Come palate. mai, signor Bruni? Ma dato tanto di quelle palate. mi ha piccato, io sapessi qualcosa, ma si figuri. se- No, è proprio il contrario. Non mi figuro proprio niente io. Il Comunque lui contrario. dice, ma dato tanto di quelle palate, che se io sapessi qualcosa la si figuri. se- No, no, proprio perché gli ha dato le Vabbè, palate. ha detto così. Chi lo sa? No, i bailati. Senta signor La Presidente, quindi giustizia per fortuna non è, ma non è mia non ne nessuna. avete parlato quindi. Mai, mai. Senta una cosa, e a volte conversando con questi signori i cacciatori, il presidente, si è mai fermato, e voi parlavate di caccia, si è mai fermato il signor Cairoli Giampaolo? Mentre eravate con questi Un cacciatori, paio d'anni fa, nemmeno una vita in fa. quei frangenti, un paio d'anni fa, insomma, quando c'erano questi avvenimenti, mentre lei era a parlare con i cacciatori, eccetera, eccetera, si è mai fermato il Cairoli No, mai. Giampaolo? Mai. Quando i cacciatori noi stavamo dentro la baracchina, si stava un bicchiere di vino, si beveva, se no... niente. Lei ha mai parlato con questi cacciatori del fatto che Pacciani aveva una 22 beretta come la sua? Con questi cacciatori
lei ha mai parlato che il Pacciani aveva una 22 Beretta come la sua? No. Che era stata controllata dai carabinieri. Che era stata controllata dai carabinieri, la sua, Sì. e che il Pacciani ne aveva una uguale? No, mai. Mai. Questo non lo posso dire perché non so. Presidente, a questo punto io chiedo che sia lo stesso Cairoli un confronto a dirglielo. Perché intanto Vabbè, non sta gli brutto. diciamo allora, guardi che, posso? Prego. Questo Giampaolo, il Cairoli, questo È Giampaolo una è brava persona. brava persona, eccetera, riferisce a un fatto che così non si capisce perché riferirebbe, se no. E come fa a saperlo, se no, il signor Cairoli? E come farebbe poi? Io A non- sapere della sua io- pistola io- controllata E dai cioè, carabinieri. che- Già faceva fuori queste frasi, io non ho... Come fa il signor Cairoli a sapere che gli è stata controllata la pistola se non da lui? Capito? Riferisce No, è che la cosa più lei importante, avrebbe Presidente. detto, dice, quando si parlava sui giornali, alla radio del Pacciani, di questa calibro 22, del mostro, di tutte queste cose qua, avrebbe detto, dice, a me me l'hanno controllata la pistola, lei, Sì. me l'hanno controllata, dice, a Pacciani non gliel'hanno controllata, No. perché figuriamoci se lui Queste sono tutte l'aveva cose che fanno a denunziata. me, perché Come io fa mai- il signor Cairoli a sapere Ma che che le schifo, hanno eh, controllato la pistola, Bruni, se non Mai, gliel'ha detto mai, lei? mai. Signor Bruni. Stia Perché a sentire a me. Lei deve dire la verità in quest'Aula. Carioli... È un po' strano, lo Come capisce? fa a inventarsela? Questo signore riferisce una cosa, una circostanza molto chiara, dice il pubblico ministero, e cioè che a lei hanno controllato la pistola nell'ambito dell'indagine per il mostro e via dicendo. Sì. Poi dice anche che lei avrebbe detto della pistola del Pacciani uguale. No, ma... Ho capito, ma dice pure, ma come fa a sapere una Se non circostanza da lei? come quella della pistola sua controllata se non gliel'ha riferita lei? No, questo non... Vede? Il pubblico No, ministero ma- dice la cosa non torna. Non so, perché io non ho detto niente. Non mi segue, perché Segue benissimo, anche i troppo contadini bene. hanno il cervello fino, ma certe volte, vede, qui lei Quando- sta negando la circostanza, francamente. Se io l'avessi detto... Quantomeno quella che lei le aveva controllato la pistola, Il Cairoli- come poteva saperla se non da lei? Io con i Carioli non ho mai detto certe cose. Mai, lo posso giurare. Non giuri, lasci fare. I Carioli mi ha calunniato. Ma Perché scusi, che motivo aveva il Cairoli di calunniare lei? Per il Cairoli era O una di sapere circostanza questa circostanza. assolutamente ininfluente. ho fatto tanto di bene anche a lui, e di venire a inventarmi queste cose. Che male le fa, scusi, dice gli ho Per fatto quale del bene, motivo il perché ora le Cairoli fa del male? avrebbe ragione di venire a inventare queste cose? Non lo so. Non lo so, ma neanche noi lo sappiamo. Il pubblico ministero dice che lei non sta dicendo la verità. Non l'ha detta a suo Sì, tempo Cairoli quando non andò in ti dà ospedale, non l'ha detta, quindi il test è quel che è, Presidente. E io non ho Il visto. test è stato... Guardi, Quando non mi fa comodo. calma, Quelle sono i documenti. state molto calma. Non è, per esempio, posso ritirare? Prego. Non è che lei tante volte, mentre si parlava giusto appunto del Pacciani, della pistola, di quello e di quell'altro, lei tanto per fare buon peso nelle campagne o anche in un crocchio di amici si parla del più e del meno, dice guarda il Pacciani, la pistola, non è che lei per fare buon peso gli ha aggiunto questa storia della pistola? No, mai. Cioè sì, Mai, che ce mai. l'aveva, l'ho vista anch'io, ma No, mai. come lei del bene al Pacciani non gliene voleva di sicuro. L'hai detto. Del bene lei non gliene voleva a Pacciani sicuramente, no? Ma spaccato quindi- spaccato. Allora le Sono andato domando, all'ospedale 26 come giorni. lei sta negando dei fatti effettivamente molto difficili da negare, non è che per caso gli abbia voluto nel contesto del discorso aggiungere qualche cosa che No. magari non era vero? Non serviva a nulla, Presidente, parlandone fra due persone. Lei ha ragione nel caso in cui fosse andata a dirlo ai carabinieri, ma dirlo al Cairoli non serviva a nulla, non aggiungeva nulla. Mi scusi se mi permetto la considerazione. È giusta È una la domanda sua? che vi faccio, perché Sì, è sì. una delle ipotesi tutto quello che possibili. volete, perché io non lo conosco questa persona, non abbiamo... È una delle ipotesi possibili. Fate quello che volete, però questo dice di no. Noi lo stiamo facendo, avvocato. Che lei... Noi stiamo assegnando a questo signore una presunzione di mendaggio rispetto ad altri testimoni. Non so perché. Se permette... Questo- Certamente, questo è rivelato. avvocato,
Le circostanze sono due. La prima è la questione che hanno controllato la sua pistola. La seconda è la storia che lui avrebbe raccontato della pistola del Pacciani. La terza è che lui sicuramente ha mentito nel 1970 quando andò in ospedale e disse che era caduto accidentalmente. Ma lì, diciamo, ha mentito per paura e quindi... Beh, appunto. Anche per evitare qualche altra cosa. Chi lo sa? Non lo so cosa. Ce lo dovranno Guardi dire che qui c'è il Cairoli e lo possiamo fare venire per sì, vedere... vorrei, chiedo espressamente che il Cairoli è qui, che glielo dica Ecco, mi di scusi, fronte. prima dell'eventuale confronto al quale io mi oppongo, Presidente, perché? Perché il Cairoli ha detto certe cose, di aver sentite non direttamente riferite, chiedo scusa, sto parlando, un minuto. Facciamo parlare Non l'avvocato riferite- Bevacqua. Non riferite da lui, da questo signore a lui, ma mentre lui stava parlando con un'altra persona. Quindi, Ma era presente. quindi lui Avvocato, sarebbe... non è mica del relato questa, No, È derelato. Era presente corpore e corpore. abbiamo sentito questo signore dice certe cose, le ha riferite ai carabinieri e io, siccome il signor pubblico ministero ha fatto il suo esame, sulla base della doverosa mia richiesta di controesame, volevo, signor Presidente, se non le spiace, domandare al signor... Ho innanzitutto un momento, gli avvocati parte civile, il pubblico ministero per il momento ha concluso il suo Ha esame. concluso, chiedo il Il confronto. confronto. Gli avvocati di parte civile devono domandare qualcosa al test? Qualche domanda, se possibile. Allora, avvocato Bevacqua, un attimo, avvocato Colao. Prego, scusi, signor Bruni. La cesta da cui scapparono i leprotti, Sarebbero. di chi era? Senta, l'avvocato voleva sapere, quella cesta dove sarebbero stati questi leprini che poi erano scappati, di chi era? Era sua o del Era Pacciani? della sezione. Era della sezione cacciatori. Aveva un'esca questa cesta quando lei la trovò e la riprese? Momento, ma allora... Aveva un'esca per questa è la cesta per catturare i fagiani? E la cesta dove c'erano i leprini? No, quella era un'altra cosa. Ci Io le sono due domando. ceste, in una c'erano i leprini e quella non era per catturarli, e la prima era quella dei fagiani. E allora un'altra domanda. Si possono avere dei leprini in una cesta? No, spieghi, avvocato. Un guardiacaccia, se trova dei leprini piccoli in una cesta, lo deve considerare tenere questi leprini per frodo? Come l'aveva presi i leprini il Pacciani? Pacciani aveva detto, questo lo ha detto però, avvocato, per non ripetere cose, già è difficile mantenere il dialogo. Aveva detto che Pacciani aveva detto: ho trovato questi leprini, li ho messi in una cesta. Eccoli qua, invece non c'erano. La domanda è questa: lui come guardiacaccia doveva contestare al Fagiani che aveva preso questi leprini? Li doveva portare alla sezione? Era un cacciare di frode? Bah. Avvocato, non lo so, io gliela faccio proprio, ma mi sembra sia totalmente... Il fatto che il Pacciani avesse preso questi due leprini e l'avesse messi nella cesta, lei come guardiacaccia poteva fargli un verbale o no? Per questo fatto solo? Io potevo fargli verbale. Dice lui poteva fargli un verbale, e infatti un animale selvatico... È rubata. E glielo fece il verbale? Non glielo fece perché fu colpito alla testa? Non glielo fece perché poi successe tutto quello. Non glielo fece il perché mi verbale. disse: se mi denunzi io ti ammazzo. Non Va glielo bene. fece perché dice: se tu mi denunzi, dice Pacciani t'ammazzo. Se vengo la mattina fuori della galera io ti ammazzo la sera. E vabbè, poi tutto il... Come si chiamava la Allora me lo tenuta? farebbe. Come si chiamava la tenuta l'ha già detto. Riconi? La tenuta come si chiamava? San Martino a Scopeto. San Martino a Scopeto. Bene, grazie, un'altra domanda. Prego. Avvocato Bevacqua, prego. Grazie signor Presidente, al di là del dato fondamentale di questi leprini, credo per risolvere il processo di 18, di 16, duplice omicidio, io dico sempre 18, chissà perché. Senza, signor Presidente, 17 in realtà. 17 perché l'altra vittima è lui. Vabbè, speriamo che siano 16. Ecco, la non se vittima ne è faccia. lui, È il Bonini Severino per il la PM. 17esima vittima. Signor Presidente, la domanda che volevo fare a questo signore è questa.
Lui ha accennato, mi pare, ad una presenza durante questo interrogatorio, va bene? Quale interrogatorio, scusa? Un interrogatorio che ha reso... Gliel'ho dato, l'unico interrogatorio che c'è stato è lì verbalizzato. Comunque, vada avanti, vada Sono avanti. lento nel procedere. Vada avanti, avvocato, vada Ha avanti. accennato ad una improvvisa presenza di una signora durante questo interrogatorio. È giusto o non è giusto? Sì. Mi pare che questo l'ha detto. Sì, sì. La presenza di questa signora, che non era... La consigli. La consigli. Non era ufficiale di polizia, non era di polizia giudiziaria, non era nessuno. Dove fu? Si verificò nella caserma dei carabinieri? Senta, lei ha detto prima che mentre la stavano interrogando su questi fatti, la polizia la stava interrogando, entrò la consigli, la Cairoli insomma, Sì. e le disse appunto, te hai visto la pistola, ci hai riferito... Cioè, appena entro in casa mi fa questa Ecco, accusa. un momento, dove vi trovavate mentre succedevano questi fatti? Nella caserma dei carabinieri o dove? Mi mettono a casa mia. A casa sua, a Vicomano quindi. Sì. Quando? Si ricorda quando? Mi mettono un venerdì. Viensero venerdì. Ecco, signor Presidente, quindi la signora Consigli venne con E mi altri accusa ufficiali di subito. polizia giudiziaria, perché mi pare... Questa consigli, questa Cairoli insomma, ad chiamiamola. adjuvandomi, insomma, vedi? Era insieme a questi Sì. agenti di polizia? C'era Gian Paolo, c'era questa... C'era Giampaolo, c'era Oh. la Cairoli, c'era la consigli Oh, e c'erano gli questo agenti. volevo sapere, Presidente. Ecco, quindi c'era Paolo, il bello, Giampaolo. Gianpaolo, E il vice- c'era anche il vicequestore. Consigli, più i signori della SAM o il maresciallo anche. Il vicequestore chi era? Perugini? No, per No. Era carità. un domanda. basso. Per carità, non è ufficiale di polizia Sto giudiziaria, prendendo il nome. Perugini attualmente. No, domando, vicequestore praticamente. Lui lo chiama Lo faremo dire... Ecco, dai, chi era? Vedremo chi è, via. Senta, c'era qualcuno con la barba, altri con i capelli rossi, qualcuno con la pipa. Se la cosa è influente io non mi oppongo. No, è influente sì, perché lei vuole un confronto C'era- tra queste persone che hanno già avuto il confronto. C'era... Ma il Due signor uomini- Bruni ha detto due cose diverse? Sì, e ora poi domando io, un momento, ancora non ho finito. C'erano due uomini e una donna. Poi è venuto un altro uomo e un'altra donna, cioè consigli e signora. O forse al contrario, chiediamo se non erano prima... Sono venuti tutti insieme, cioè il Giampaolo, Tutti dentro, senza... tutti insieme. Ecco, quando sono venuti dentro, mi scusi Presidente, per capire un pochino, perché noi siamo qua e ogni tanto piomba una nuova prova, eccetera. Quindi Avvocato, dobbiamo... non è una nuova prova. No, è giusto, no, Presidente. Devo dire che molte lingue sono state cucite fino a questo e molte lo sono ancora, ho la vaga sensazione. Meno male, L'aria è Presidente, questa ha la qui. stessa mia sensazione, No, almeno no, lei. ma cuciti anche a danno dell'imputato, sia ben chiaro. No, perché io queste cuciture, ricuciture, Capito? io E so qui che ci è- sono, si ricuciono i vestiti, signor Presidente, Non però lo so, le lingue... però guarda strano qui. Allora, quindi vennero tutti insieme, Come? vennero quindi questi signori della Tutti polizia, insieme, due uomini e una tutti donna, insieme. più il Giampaolo e la E Cairoli. la signora appena entra mi fa questa accusa. Allora abbiamo accertato Il perlomeno questo fatto. fatto. Quanto tempo sono stati in casa sua questi signori tutti insieme? Quanto tempo durò tutto questo? Un'ora. 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 Allora, c'era una vecchia canzone, un'ora sola ti vorrei, però stavolta pare che non è andata bene. Ecco, signor Chi lo Presidente, sa? Questo lo lascio giù. È lì verbalizzato. Comunque, vada avanti, vada sono avanti. lento nel procedere. Vada avanti, avvocato, vada Ha avanti. accennato ad una improvvisa presenza di una signora durante questo interrogatorio. È giusto o non è giusto? Sì. Mi pare che questo l'ha detto. Sì, Oh. sì. La presenza di questa signora, che non era... La consigli. La consigli. Non era ufficiale di polizia, non era di polizia giudiziaria, non era nessuno. Dove fu? Si verificò nella caserma dei carabinieri? Senta, lei ha detto prima che mentre la stavano interrogando su questi fatti, la polizia la stava interrogando, entrò la consigli, la Cairoli insomma, Sì. e le disse appunto, te hai visto la pistola, ci hai riferito... Cioè, appena entro in casa mi fa questa Ecco, accusa. un momento, dove vi trovavate mentre succedevano questi fatti? Nella caserma dei carabinieri o dove? Mi mettono a casa mia. A casa da Rosario, cioè quello che disse ai carabinieri insomma.
quello che gli ho raccontato io a Carabinieri. Sì. Quello gli ho raccontato io, Allora, è verità sacrosanta. ecco, siccome ai carabinieri dopo insistite domande, Dove sono le insistite domande? sì, perché alle 10:15 non si Va fa. Ma bene. se si è presentato... Ma volete evitare i commenti? Presidente, ma insomma qua... Guardate, è tardi. Sì, certamente, ma E questo... si fa una gran fatica. Ma insistite domande, scusi. E la se sera non Certo, perché il devo stare capitano di zitto. Pontassieme alle 10:30 la sera non viene a Dicomano, se non c'è Ci qualche sono cosa. 3 domande su un verbale di 2 pagine, perché Certo. deve dire insistite? Io chiedo di fornire il verbale alla Corte, così E io si capisce. questo voglio fare io. Andiamo avanti, Ci andiamo sono avanti, 3 per domande di favore. insistite domande. allora. Allora glielo diamo, Certo. oppure non diciamo le cose non Evitiamo i commenti, facciamo Non le sono domande, commenti, se no non si finisce Presidente. più. Vi tengo fino a stasera tardi. E io ci qui, sto, Presidente, io faccio formale eccezione che la difesa dica che qui si sono fatte insistite domande. Siccome la Corte non, Sammi gliel'ha fatto le non è in domande. possesso del verbale, qui ci sono 3 domande dopo una deposizione spontanea di 1 pagina e mezzo fitta. Ma ci Evitate sono i domande commenti. di un'ora della SAM qualche giorno Evitiamo i prima. commenti, li farete in sede di Allora, la domanda è discussione questa. al momento Però opportuno. non si può dire alla Corte cose non vere. Ma la Corte, Gliel'abbiamo già figuriamoci, se la detto, Corte dorme con la serva pubblica. Meno male, no, ma mi fa piacere che dorma come crede la Corte, però io voglio sottolineare dei fatti. O frigge con l'acqua. Faccia come Quindi per crede favore, lei, Presidente. col caldo che fa oltretutto. Io faccio il mio mestiere come mi riesce. Sì, va bene, ma però ora lasciamolo fare al difensore. Bene. Il difensore eviti i commenti, per piacere. Meno male. Presidente, No. grazie, mi scusi, ma si deve un po'... Ecco, se è vero che lui disse su domanda non insistita, va bene, su domanda di colui che verbalizzava, credo un capitano, un maresciallo e non so che cos'altro, che personalmente lui non aveva mai visto mai visto la pistola di questo signor Pacciani, e quando mi minacciò non fece mai riferimento ad arma. Dunque, allora, lei disse ai carabinieri che di questa pistola del Pacciani che loro gli dicevano tu l'hai vista, hai detto che l'hai vista, eccetera, lei negò assolutamente di averla mai vista né sentito parlare. Non so niente. Io non è- E quando lei fu minacciato, anche di morte, mai Pacciani fece riferimento a armi, in particolare a pistole. La minaccia di a me, posso la pistola. Cioè lui, il Con una Pacciani mano diceva a mi lui ce di ne- togliere la Posa la pistola. pistola, l'ha già Con una detto. mano mi ce ne va inforcato qua. Frugava perché, capito, dice... Benissimo, grazie. Quell'altro Altre domande? via. Se vuoi Avvocato. la posso produrre questo documento. Questo è per i soldi. L'avvocato Fioravanti, prego. Può chiedere, signor Presidente, anche se non è diretta perché non so se mi sente bene il signor Bruni. Ci penso io, avvocato. Ecco. Faccio il cireneo da un'ora o 2, quant'è, non lo so. Può chiedere se si ricorda di un certo Generino. Si ricorda, chiede l'avvocato, di un certo Generino, un tale si chiamava Generino. Sì, se ne ricorda. Ecco, conosceva anche le figlie di Generino? Conosceva anche le figliole di questo Generino? Sì, hanno 4-5 figliole. Dice di sì, le conosce. Ecco, Generino. Quante erano queste figlie? Quante erano queste figlie? Erano 5 o 6. 5 o 6? No. Erano belle queste figlie di Generino? No, scusate, fatemi capire, se serve io mi sto zitto. Ma se serve lei me lo Avvocato, dice dopo, avvocato, non me lo questo- può dire prima. Avvocato. Le figlie belle di Generino, Presidente. Io ho chiesto se erano belle e a lui piacessero le figlie di Generino. Ho chiesto Allora faccia la domanda, Ecco, la domanda. le che pia- questa- le piacevano le figlie di Generino a lei? perché- Può dirmi di no o può dirmi di sì. Se le piacevano le figlie di Generino. Non l'ammetto, avvocato. Benissimo. Allora un'altra domanda. Lei è stato mai in un fossato vicino alla casa di Pacciani? Mentre la moglie Manni Angiolina stava a lavare? Avvocato, mi faccia capire. No, È no, una scena. no. Sì. Se la No. cosa Ecco, Che è lei... un Boccaccio 94, non Ecco, lo so. Boccaccio 94. Spieghi meglio le Sì, circostanze. ecco, allora, signor Bruni,
Lei... Cioè, ci dica l'episodio e noi... Sì, E l'episodio... da cosa avviene questo episodio? L'episodio La fonte. è semplicissimo e avviene tutto. Dunque, ed è il secondo episodio. Lei è stato mai con la Manni Angiolina nel fossato mentre stava a lavare i panni? Quindi c'era lì una specie di torrentello? Sì, dove andava a lavare i panni l'Angiolina? Domanda all'avvocato, la Manni Angiolina andava a lavare i panni in un torrentello che passava lì sotto? Lei? La Angiolina, la moglie del Pacciani, Sì. andava, facciamogliela per gradi avvocato, andava a lavare i panni in un torrentello lì vicino? Lo ricorda lei? L'hai vista io? Mai. Lui Mai dice vista non la- l'ha mai vista. Questo ti dico io. Non ha mai visto l'Angiolina? Non l'ha mai vista a lavare Mai parlato io a lei. Mai. Ecco, non è per caso che il Pacciani diede a lei Pacciani, un lui colpo proprio- di pala ai Sì, sì. reni proprio in quel fossato mentre lei aveva tolto le mutandine e strappato le Falso. mutandine all'Angiolina? Parso come lei. L'avvocato le dice questo. Lei dice di non aver mai visto la Manni Angiolina. Dice lui, ma non è mica che lei una volta nel fossato dove questa donna lavava i panni gli si era avvicinato strappandogli No, le mutandine e il Pacciani, avendo la sorpresa in questa situazione, le ha dato un colpo di palo? No. Lui mi ha picchiato per via della cesta, che lui voleva catturare i miei fagiani. Ecco fatto. Perché lui gli ha messo questa cesta lì, che gli ha detto che c'era le figlie sotto, invece non era vero niente. Non era vero niente che ha messo le figlie. Ha fatto che io andassi là a vedere i lefrini e quando io ho guardato che c'era le figlie mi ha tirato. Quindi non è vero che lei sarebbe stato sorpreso con la Manni in questo atteggiamento? No, guardi, preferirei di morire. Non voglio sapere più niente, Subito. perché anche il fienile, volevo Lui ha- parlare del fienile, ma lui lasciamo ha di quello che perdere. vuole. Tanto la risposta è sempre la stessa. Presidente, insisto per il confronto. Sì, dunque allora a questo punto disponiamo, perché mi pare che a questo punto vada chiarita la circostanza della pistola, vera o presunta che sia, e quindi disponiamo il confronto con il Cairoli Giampaolo. Che è presente, Presidente. Lo vogliamo fare venire? Ecco, qui però ci vuole un altro microfono È un'altra sedia. e un'altra seggiola, Romano, ho l'impressione. C'è un altro microfono in giro? Se no andiamo a pigliarlo di là. Mi scusi signor Presidente, mi perdoni. No, mi scusi tanto. Siccome c'è un articolo 212 del Codice di procedura penale, mi perdoni, il quale mi recita espressamente in questo modo: il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modifica, invitando ove occorra alle reciproche contestazioni. Vabbè, avvocato, inutile racconti, se lui glielo ha facciamo detto ridire a già, lui. se lei cortesemente gli dice lei conferma le sue, lui Io conferma le chiedo sue. che le ripeta. Ma io credo che sia... Io chiedo 212 espressamente che addirittura se gliele facciamo ridire mi sembra altro che 212. Lo applichiamo. No, Come no? credo che sia. Come? Avvocato, è la stessa cosa, se vogliamo perdere l'altro tempo, prendiamo la verbalizzazione, gliela rileggo E gli facciamo confermare la realtà. Facciamolo dire a lui. Se lo facciamo dire a lui è una garanzia ulteriore. Lo spirito del confronto è che fra le due persone se lo dicono in faccia. Questo è lo spirito del nostro Il codice. problema naturalmente sarà che Sentirsi. dirlo in faccia bisogna che io lo ridica poi a lui. Proviamo, Presidente. Se funziona il microfono abbiamo... E ora ci abbiamo questo problema di microfono, non di codice di procedura. Funziona ora? No. Aspettate allora, abbiate fede. Ma perché non lo eliminiamo quel microfono lì? Sono tutti difettosi. Allora sostituiamo l'intero impianto. Proviamo quello lì. Tanto siamo a spendere.
Ora funziona? Sì, perfetto. Ecco, allora si avvicini il più possibile al microfono. Se lei potesse parlare a voce abbastanza alta così che il signor Bruni la possa sentire, se no glielo ridiremo. Allora, cosa successe quel giorno? Avvocato Bevacqua, prego. Chiedo scusa, signor Cairoli? Ecco, senta signor Cairoli, lei poc'anzi mi pare che abbia detto, non so se sbaglio, che nell'occasione in cui avrebbe sentito questa conversazione c'era un'altra persona che lei non si sa come mai, non se la ricorda, non sa chi era, non era. Ecco, com'era questa persona che parlava con questo signore, com'era? Giovane, vecchio, anziano? Non glielo so dire assolutamente. Quindi non si ricorda lei né che era giovane, né che era vecchio, né che aveva la barba, che era... perché tutti qua ricordano tutto, eccetera, lei non si ricorda questo dato? No, perché non è che ho fatto molto caso a quello. Non è che... Ha fatto caso invece alla pistola. Quanto è durata? Siamo d'accordo? Ma circa 20 minuti. 20 10, minuti. 15. E lei per 20 minuti non si ricorda neppure le fattezze di questa persona. Mi consenta di avere qualche perplessità? Perfetto. Tutti ce l'hanno, posso averla anch'io? Grazie. Allora senta. Avvocato, il teste falso è colui che ricorda alla perfezione tutto. Sì, e lui, quindi, allora il teste falso è anche quello che dice io questo non l'ho detto, è teste falso perché dice non averlo detto. Perché dice una cosa, avvocato, che allora, è talmente riscontrata. Presidente, sono dei punti di vista, mi perdoni. No, avvocato, non sono punti di vista, questi sono fatti. E il fatto è che lui gli era stata ritirata quella pistola ai carabinieri. Sì. E dice di non averlo detto a nessuno, l'ha detto oggi, dice non l'ho detto a nessuno. Il resto possiamo discutere e si può discutere, ma su questo no. Bene, prego. Mi consente la Corte di fare un'altra domanda? Prego. Grazie. Senta, signor Cairoli, lei ha detto poc'anzi, mi pare che abbia detto così, che nell'occasione avrebbe sentito questo signore che parlava con quest'altro di cui lei, nonostante 20 minuti l'avesse visto, non ricorda nulla, ne se era alto, basso, grosso, eccetera, e mi perdoni, che gli era stato appena ritirata la pistola. Non appena? Ha detto up? Io ho creduto, lei ha detto up. No, che gli era stata ritirata la pistola, ma non è che ho approfondito quando, come, perché. No, ecco, guarda. Allora, siccome ho sentito up, io mi sono attaccato, non era la scuola di Piceno. Senta, allora, mi scusi tanto. Ecco, lei dopo quella sua venuta qui a Firenze e la sua dichiarazione resa alla Corte d'Assise, lei si è dato da fare, mi pare, no? Con la SAM, per andare a parlare con il signor Bruni, o no? Come è dato da fare, in che senso? No, è stato portato, trasportato? No. Mi spieghi che cosa è successo? Lei si è visto altre volte il signor Bruni? Se ho visto? Si è visto in questi giorni col signor Bruni? Il signor Bruni l'ho visto a casa sua, sì. Ecco, mi spieghi perché andava a casa sua? Perché uscendo diceva dal giudice, il signor giudice ha detto... Da quale giudice? Dal dottor Canessa. Sì. E ci presentò 3 persone che diceva che andavano a fare un'intervista a questo Bruni. Un'intervista, guarda, chiamiamolo un interrogatorio, ecco, diciamo. E allora? E siccome era sulla strada... Erano agenti di polizia? Non lo so, erano 3 persone, agenti di polizia. Poi dopo ci sono presentati, ma non è che io, nel vederli non potevo sapere che erano agenti di polizia. E allora? E allora ha detto, siccome sono sulla strada, vi posso accompagnare io perché so dov'è. Poi siamo andati... C'era anche sua moglie, la signora? Sì. E allora? Niente, siamo andati in casa sua e li hanno accolti non tanto bene queste persone qui. Poi siamo entrati. Le hanno accolti perché? Cosa gli hanno detto? Scusi, forse perché li avevano scambiati per giornalisti, hanno detto. Perché 20 giorni prima, dopo ci hanno detto che erano arrivati i giornalisti e cominciavano a importunare questa famiglia. E quindi dopo si sono... Dopo si sono presentati. Sì, si sono presentati e niente, hanno fatto delle domande e mi pare che il signor Gino Bruni negasse tutto. Sì, a quel punto i 3 signori hanno detto andiamo via che tanto non serve più, ormai continua a negare e andiamo via. Ecco, senta, in quell'occasione c'era anche lei presente con questi signori? Sì, c'ero presente. C'era anche la sua signora? Sì. Ecco, e quindi anche lei diceva al signor Bruni
contestava al signor Bruni? No, io non ho mai detto niente. E che ci stava a fare? La spiega. Li ho portati e poi ho visto che li No, non stavano... capisco anche la signora che ci stava a fare, li portava solo lei. Li abbiamo accompagnati, non è che... Ma la Cioè signora... non vedevo niente di speciale. E quanto tempo ci sono stati? Va? No, non tanto. Cioè quanto? 5 minuti? 10? 10 minuti, sì. Solo 10 minuti? Grosso modo, sì. Forse un'ora o no? Li ho portati e poi ho visto che li No, stavano... non capisco anche la signora che ci stava a fare, li portava solo lei. Li abbiamo accompagnati, non è che... Ma la Cioè signora... non vedevo niente di speciale. E quanto tempo ci sono stati? Va? No, non tanto. Cioè quanto? 5 minuti? 10? 10 minuti, sì. Solo 10 minuti? Grosso modo, sì. Forse un'ora o no? Un'ora, no. Un'ora lo dice lui. No, assolutamente. No, assolutamente. Va. 5 minuti. No, non dica 5 minuti per sfotto, sono stati 10-15 minuti, ma non Guardi, io non sfotto nessuno, No. qua c'è uno che rischia tanto, capisce? Avvocato? Ma io Ecco, guarda, grazie Presidente. Comunque la circostanza è... Qui siamo d'accordo. Altre domande, signori, nell'ambito del confronto? Possiamo licenziare? Chiedo la trasmissione degli atti del confronto, Presidente. Può andare anche il Bruni, naturalmente. Senz'altro. Ah, scusi, se può lei andare. ritiene di poterla ammettere, Andare e cioè se a seguito di quelle lesioni riportate nella colluttazione con Pacciani il signor Bruni fece richiesta di pensione di invalidità adducendo che si era procurato quelle lesioni durante il servizio di guardacaccia o comunque durante il suo lavoro. Non posso porre questa domanda, avvocato, capito? Sarebbe un reato prescritto, ma insomma. Dovrebbe confessare un reato, pur se prescritto. Esattamente, c'è un articolo 282, Dunque, 83, 84. possiamo licenziare il Bruni? Senz'altro, Presidente.